Allora, parliamo di questa legge per l'aeroporto di Agrigento che grazie anche al suo operato è venuta in porto. Sì, diciamo che finalmente è diventata legge. Oggi quando si parla di Agrigento nel decreto Sud si parla non solo dell'articolo 8 che riguarda Lampedusa e Linosa, quindi il maxi finanziamento di 45 milioni di euro che il governo Meloni ha stabilito come compensazione per l'isola di Lampedusa, visto i problemi e i fatti migratori che hanno contribuito purtroppo quest'estate anche a creare un disagio economico sia agli operatori turistici che anche alla popolazione, ma all'8 bis c'è la norma che parla della progettazione e realizzazione dell'aeroporto di Agrigento. Quella norma è a nome Pisano, il deputato che sarei io, e naturalmente con grande orgoglio lo rivendico perché passando pure al Senato diventa legge. La società è già pronta e quale sarà l'iter ora? No, ora abbiamo 4 mesi di tempo per, assieme alla provincia, naturalmente concordare e presentare il progetto al Ministero dei Trasporti e naturalmente di là fare tutto l'iter diciamo delle autorizzazioni che compete poi naturalmente agli uffici, al Ministero, tutto quello che riguarda naturalmente la fattibilità. Il luogo scelto? No, sul luogo naturalmente stanno lavorando i tecnici, non lo sappiamo neanche noi, però di fatto la cosa più importante è quella che rientra in una norma, in un decreto importante come quello decreto Sud, e quindi materialmente a noi interessava portare l'obiettivo finale, poi il luogo, il posto, quello è secondario.